Siamo qui nella cucina di Bistrò 100 con lo chef Francesco Zucca. Buonasera. Cosa ci preparerai oggi? Allora, iniziamo con una ricetta molto semplice, ve la spiego. Quindi uovo cotto a 60 gradi, crostone di pane civraggio con un po' d'olio extravergine d'olianova, una fonduta di erbolinato, di pecorino erbolinato Gravy Blue. Questa l'abbiamo fatta prima e l'abbiamo poi messa a microonde con una pellicola, in modo che si squagli, e faccio anche un po' il sottovuoto, che è quello che ci serve per conservarla e tenerla anche calda fuori dal frigo. Poi utilizzeremo un po' di polvere di melanzana disidratata, qualche fiore e qualche germoglio. Semplicissimo. Il primo passaggio? Primo passaggio, siccome ci piace un po' di colore, allora, prima di tutto, in modo che ci sia sempre colore anche sotto il nostro crostone, mettiamo un paio di foglioline di germogli, crostino di pane, olio extravergine buono, non quelli del supermercato a 3 euro, ragazzi, di qualità. È importante sempre comprare. Importante la qualità, assolutamente. Poi fondottina di Gravy Blue, pecorino erbolinato, sempre del nostro territorio. I nostri amici di Argiolas ce l'hanno fornito e noi siamo ben felici di utilizzarlo. Un profumo Pazzesco, perché poi, essendo un formaggio erbolinato, questo ha bei sentori. Ok. Quindi per farlo a casa possiamo... Per farlo a casa possiamo utilizzare un termometro che ci dia comunque la temperatura dell'acqua, stando attenti che non superi i 60, perché se andiamo già a 65 diventa allora sodo. lo abbiamo rovinato. Pane fatto al forno in una griglia, fai un crostino. La fonduta di pecorino la potete fare a bagnomaria con latte piuttosto che con la panna, con dentro il formaggio, lo squagliate, lo girate, lo trattate con una frusta. E tutto il resto è molto semplice, le verdure le trovate già pronte dal verduraio, però non lo dovete coltivare voi, quindi meglio di così. Quindi questo è l'uovo a bassa temperatura con fonduta di erbolinato, crostino di pane, germogli e olio di d'olianova. Buonissimo, non vedo l'ora di assaggiarlo. Molto bene.